Il Consiglio Comunale di Vedelago vota, anche se non all'unanimità, un documento che dà mandato alla Giunta di intraprendere tutte le strade possibili perché Villa Emo, prossima alla vendita, rimanga fruibile al pubblico. Seduta straordinaria che si tiene al cinema per contenere pubblico e autorità, oltre 300 i presenti, compatti nel sostenere la battaglia della collega Andretta e i sindaci della Castellana, da Castelfranco Ariese, da Resana a Trevignano fino a Istrana. Deve esserci anche, credo, un messaggio di unità. E quindi questa sera auspico veramente che tutto il Consiglio si trovi compatto, perché il Consiglio rappresenta una comunità e la comunità deve dare un segnale forte. Villa Emo bene di tutti, sottolineano i primi cittadini, si trovi la soluzione per far sì che il gioiello palladiano rimanga il più possibile collegato al suo territorio. Io sono assessore al turismo e vi posso dire che le richieste che riceviamo sono in particolar modo sì di visitare il nostro territorio, la nostra città, ma Villa Emo. L'amministrazione lavora su un trust, un'azione collettiva di piccoli sponsor. Per sostenere questa iniziativa l'ANCI farà proprio il documento approvato in serata. Investire in un patrimonio di quel tipo credo sia veramente un segnale importante di tipo sociale, culturale, identitario, e credo che ci siano anche le risorse per poterlo fare. Prossimi passi: trasferire la nostra delibera anche a tutti i comuni della provincia di Treviso e della regione del Veneto, grazie all'aiuto dell'ANCI Veneto e dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, e dopodiché incominceremo a lavorare insieme ai nostri cittadini. C'era qui il ragazzo che ha contribuito alla sottoscrizione delle 1200 firme, e c'erano qui con noi anche i portatori di interesse, associazioni di categorie. Mi pare che nessuno si sia tirato indietro e quindi riuniremo tutti per capire quali strade da percorrere insieme. L'altro fronte è quello del CDA, della banca di credito cooperativo, che ha deciso la vendita della villa. Certo, io credo che sia stata tradita la volontà della base sociale. Al Presidente del Credito Trevigiano chiedo di convocare l'assemblea e spiegare a tutti i soci il perché e le condizioni. Penso sia un'opportunità anche per il Consiglio di amministrazione chiedere cosa ne pensano i soci, perché nessuno si deve dimenticare che per essere in una posizione di comando si deve avere la base sociale alle proprie spalle.